Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Questa è una frase di Winston Churchill che però è stata utilizzata anche dal presidente uscente di Ascotrade Stefano Busolin per raccontare 10 anni di esperienza di duro lavoro all'interno della sua azienda. Ecco, noi abbiamo il piacere di averla qui alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia, un appuntamento tra i più seguiti dell'Alta Marca Trevigiana, e abbiamo davanti a noi un'eccellenza nel campo dell'imprenditoria e vorrei, signor Busolin, che lei ci raccontasse questi 10 anni, puntando soprattutto su alcuni aspetti, direi io, quelli dell'ecosostenibilità, quelli dell'ambiente e poi sicuramente anche un riferimento alle sfide UNESCO che attendono tutti gli imprenditori dell'Alta Marca Trevigiana. Sì, grazie. Possiamo dire che intanto la frase finale del visionario di un condottiero, Winston Churchill, si sposa benissimo con questa fiera, no? 1359 anni che viene organizzata, è proprio il coraggio di continuare che conta. Io l'ho ripresa perché mi ha colpito, perché effettivamente fa parte di un aspetto anche caratteriale, no? Cioè si può vincere, si può perdere, però alla fine la capacità di rialzarsi, di guardare avanti, di lanciare nuove sfide, di accettare nuove sfide. È un po' anche la vita dell'imprenditore e degli amministratori, quella di avere anche il coraggio di sbagliare. Diamo un dato di bilancio. Dal punto di vista economico, no? Escludendo il bilancio corrente, quindi quello del 2019 che verrà approvato in primavera del 2020, i risultati di Ascotrade sono 150 milioni di utili in 10 anni. Ricordiamo sempre che questa società gli utili li porta verso l'alto, cioè alla società controllante, che poi vanno a finire ai comuni, quindi un lavoro fatto prevalentemente per il territorio. Noi abbiamo basato il nostro lavoro su due binari: il primo quello del bilancio, quindi bilanci sempre in ordine e possibilmente fare meglio dell'anno prima, no? Però sei una società commerciale, il mercato è una battaglia costante, è una guerra, insomma siamo stati, penso, bravi a conquistarci anche il nostro mercato, a consolidare il nostro mercato in modo particolare nelle aree commerciali storiche, quindi non solo la provincia di Treviso ma il Veneto e anche le regioni limitrofe, ovviamente a macchia di leopardo in quel caso. E poi ritornare una fetta della nostra ricchezza al territorio. Quella è stata una scommessa e nello stesso tempo è stata anche una visione commerciale, perché questo ci ha permesso di innanzitutto di non scendere nel campo dove i player nazionali in qualche modo ci avrebbero obbligato a scendere, a fare grossi investimenti pubblicitari, a fare attività commerciali pesanti dal punto di vista economico. Noi abbiamo scelto un'altra strada, quella di attaccarci al territorio, letteralmente attaccarci al territorio, quindi ritornando anche una fettina della nostra ricchezza a chi ne aveva bisogno. Sicuramente un valore aggiunto per l'impresa italiana, direi per l'impresa internazionale, è l'impatto zero o il più possibile impatto zero sull'ambiente, e in questo voi vi siete distinti e come quotidiano del Piave abbiamo seguito soprattutto un'iniziativa che è quella delle colonnine elettriche che sono state diffuse in diversi territori della provincia di Treviso anche recentemente. Ecco, ci racconti di questa sfida e soprattutto di quello che deve essere il cambiamento di approccio di un imprenditore su questo tema. Adesso il cliente guarda anche l'impatto ambientale, guarda l'ecosostenibilità, e in una concorrenza spietata come quella che prevede il mondo d'oggi, insomma, è un valore che non si può misconoscere. Sì, anche su questa cosa direi che in qualche modo abbiamo preso per mano il territorio, no? Ci siamo proposti noi, abbiamo fatto questo accordo con B-Charge, che è una società che ha un modello di business dedicato all'utilizzo pubblico e a noi andava ovviamente bene, e quindi noi adesso stiamo installando in provincia di Treviso 157 stazioni di ricarica, nel Veneto sono 197. Possiamo anche dire che siamo l'unica società delle tre del Veneto di una certa dimensione che si è presa a carico questo progetto, questo filone, ma noi ci crediamo e d'altra parte noi siamo venditori. Ascotrade è una società che vende energia elettrica, in questo caso l'energia elettrica venduta nelle stazioni di ricarica è 100% green, quindi 100% proveniente da fonti
fonti rinnovabili, ma è stato un modo anche questo per portare verso l'esterno un segnale chiaro di dove sta andando questa azienda del territorio. Ci siamo messi in gioco anche in questa direzione, abbiamo fatto la nostra parte e il dato qual è? Il mercato premia le società che si impegnano nell'ambiente, quindi noi abbiamo dirottato, virato in questa direzione perché comunque c'è un ritorno d'immagine, un ritorno che a lungo termine può anche essere economico, cioè preferisco spendere come consumatore da una società che si impegna per tutti noi, quindi nell'ambiente, piuttosto che da un'altra parte. L'altra parte l'abbiamo dedicata con questo grande progetto che abbiamo chiamato Mi piace di cuore, l'abbiamo dedicato al mondo della disabilità, ovvero alla fine di 6 anni, perché nasce 6 anni fa questo progetto, noi abbiamo aiutato 20 società sportive del Veneto ad acquistare materiale sportivo o a realizzare progetti a favore dei ragazzi disabili, incentivandoli quindi ad andare a fare pratica sportiva. Quindi un progetto dal gran valore sociale. Ricordo, perché mi piace ricordare questo aspetto, che all'inizio di questo percorso Bebe Vio, che poi è diventata famosissima nel mondo, per i primi 2 anni è stata con noi, cioè noi possiamo anche dire noi abbiamo lanciato Bebe Vio sotto questo aspetto, no? Lei ci ha fatto da testimonial, poi lei dopo Brasile è decollata, è andata su Marte e l'abbiamo ovviamente giustamente persa di vista. Però c'è stato anche il suo grande contributo nella realizzazione di questo straordinario progetto. Allora, intanto diciamo che i ricordi belli superano ovviamente i ricordi magari meno belli, no? Ma nella vita, in famiglia, nelle aziende è così, quando lavori quotidianamente è normale che ci siano anche momenti di tensione, insomma, o non particolarmente gratificanti. Però al di là di questo direi che per me la soddisfazione più grande è stata quella di vedere crescere l'azienda. Potrei citare decine di aneddoti su questa cosa, ma quello che conta alla fine per chi ha fatto l'amministratore per il territorio sono i risultati, no? Quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare un ritorno dal punto di vista economico, dei risultati economici, e quello non c'è ombra di dubbio che c'è stato, è sotto gli occhi di tutti. Direi che mi è piaciuto molto il lavoro che abbiamo fatto anche per far crescere i nostri ragazzi, le donne e gli uomini che lavorano in Ascotrade, perché alla fine non puoi fare, tu puoi avere le migliori idee del mondo, però sono sempre loro che le devono realizzare, quindi bisogna sempre ringraziarli per quello che hanno fatto. Per me è comunque stata una grande esperienza in generale, 10 anni peraltro devo dire, 10 anni di amministrazione su una società che ha una caratteristica pubblica ai suoi massimi livelli, direi che sono tanta roba, veramente tanta roba. Per quanto riguarda l'UNESCO, bisogna anche ringraziare chi ci ha lavorato, anche la politica, la regione, il governatore, tutto lo staff, no? È stato un grande traguardo raggiunto assieme, adesso viene il difficile, adesso viene la parte dove bisogna mettersi assieme. C'è la regia della regione e questo ci deve tranquillizzare un po' tutti, però dobbiamo crescere noi, fare un salto di qualità anche dal punto di vista culturale, siamo dei gran lavoratori, spesso lo facciamo da soli, facciamo fatica a farlo assieme, quindi bisogna che ci mettiamo in testa che facendo squadra possiamo fare molta più strada che da soli. Condividere le esperienze è importante perché poi ci si aprono, vengono le idee, no? Si aprono le visioni, si creano opportunità per tutti, e quindi adesso deve venire fuori la squadra trevigiana e insomma direi della Sinistra Piave in particolare, visto che l'UNESCO è proprio in queste zone. Aspettiamo.